Appassionati di calcio 5 femminile, buon pomeriggio da parte di Riccardo Morelli, benvenuti al centro sportivo Enrico Mattei di San Donato. Questa è la settima giornata di Serie A femminile, in campo Kick-Off e Audace Verona. Kick-Off che si presenta alla sfida da settima in classifica, sono 8 i punti conquistati in 6 partite giocate fin qui, stagione iniziata in maniera completamente equilibrata, viste le 2 vittorie contro Montesilvano femminile Molfetta, le 2 sconfitte contro Bitonto e Soccer Altamura e infine 2 pareggi consecutivi contro Lazio e Cagliari nell'ultima partita molto bella terminata per 5-5. Oggi a fare visita qui a San Donato alla Kick-Off Audace Verona, 12ª in classifica, ultima a quota 1, non ha ancora vinto in questa stagione, l'unica squadra senza vittorie insieme al Montesilvano, un pareggio e 5 sconfitte in un avvio di stagione completamente da dimenticare fin qui. È tutto pronto qui a San Donato per il calcio d'inizio e kick-off. Audace Verona, si attende solamente il fischio dell'arbitro. Tarda di qualche istante il calcio d'inizio con una kick-off che oggi vede nella lista delle giocatrici convocate a Discaro, Coppari, Manieri, De Sousa, Borges, Marianna, Pepe, Bonetti, Bovo, Teani, Baldassarri, Sesti e Donadoni. Dall'altra parte invece l'Audace Verona si presenta con Verdù, Novaes, Persiano, Ferrari, Barban, Ficeto, Failla, Maretti, Barban, Zardini, Tosetto e Santi. Si attende giusto lo scoccare delle 15. È tutto pronto dunque a San Donato per il calcio d'inizio e kick-off contro Audace Verona. Buon divertimento a tutti coloro che ci stanno seguendo. A dirigere il match odierno l'arbitro Antonella Manca della sezione AIA di Sassari, coadiuvata dai 2 assistenti Fabio Loni di Cagliari e Valentina Ferraro della sezione AIA di Milano. Parte subito forte la kick-off che va a calciare verso la porta dell'Audace Verona con Ludovica Coppari. Il pallone si spegne sul fondo. Dunque riparte l'Audace Verona dal proprio numero 1 Verdù. Istruzione dal basso. Palla velocemente l'Audace che prova a uscire da destra. Borges con l'anticipo. Maretti il tacco all'indietro verso Tosetto. Recupera subito la kick-off. Riparte Bovo, palla allargata sulla sinistra, si stacca Borges, riceve tocco centrale verso Coppari, sbaglia in fase di costruzione qui la kick-off. Batte all'indietro Audace Verona, si muove Barban. Palla complicata da gestire per l'Audace. Barban tocca con la suola dalle parti di Maretti che avanza, palla al piede, Maretti, altro dribbling, poi non può andare al cross, si allunga troppo il pallone. Rimessa dal fondo, affidata alla giocatrice in maglia numero 14, Marianna Pepe. Alla kick-off inizia De Sousa. Il tacco di Bovo per De Sousa, occhio perché è scoperta la kick-off, riparte sulla sinistra Barban, palla centrale per la 77 Tosetto, gran parata, gran risposta da parte di Pepe che mette in fallo laterale, attacca l'Audace Verona. Pallone per Barban che va alla conclusione, deviata, blocca Pepe. Ed inizia da Borges. Inizio subito ricco di intensità. Bobo cerca centralmente Borges, non la tocca nessuno, rimessa laterale a favore dell'Audace Verona. Di Mister Rossi.
Barban prova il dribbling, non riesce ad andare via. Insomma, a toccare lei, Coppari inizia dalla difesa, rischia la kick off con la punta del piede. Coppari riesce a servire centralmente De Sousa che calcia in maniera violenta, ma il tiro termina fuori. Riparte subito l'Audace Verona con la spalla quasi. Qui Melissa Barban. Siamo già dall'altra parte. Coppari porta a casa fallo laterale. Inizia da De Sousa. Coppari. Borges, l'ultima a toccare Evelyn Tosetto. Coppari da fuori ci prova, sbatte addosso a Maretti. Altro fallo laterale per la kick-off avanti alla panchina dell'Audace Verona. Bovo. Tocco corto per De Sousa col tacco. Bovo va dalle parti di Coppari. Muove palla velocemente la kick-off. Qui forse fallo dubbio non fischiato dall'arbitro. Riparte comunque l'Audace Verona. Palla messa dentro dalla destra di Tosetto verso Barban. Pallone irraggiungibile. Riparte dalla propria difesa la kick-off. Coppari. Bovo sbaglia. Concede agli avversari il possesso palla. Barban centralmente, avanza Barban che non riesce a concludere. Para Pepe che riparte da Bovo. Grande occasione per l'Audace Verona. Ha provato a sorprendere la kick-off centralmente, c'è riuscita. Non è riuscita però a dare potenza al tiro. Buona la chiusura di De Sousa, poi sbatte addosso a Maretti. Riparte l'Audace Verona sulla destra, tiro in diagonale da parte di Santi. Non c'è deviazione, rimesso dal fondo a favore della kick-off con Pepe che gioca a corto su Coppetti. Su Coppari, pardon, De Sousa. Ancora Coppari, l'1-2. Andare al tiro, gioco allargato sulla sinistra. Borges per la conclusione di Manieri. L'azione non è finita. De Sousa, deviazione! Miracolo! Miracolo da parte di Verdù. Calcio d'angolo per la kick-off col piede destro. Occhio perché ancora De Sousa. Altra deviazione, altro corner. Doppia occasione per la kick-off. Altro corner a disposizione. Sempre Borges dalla bandierina. C'è Coppari pronta a ricevere. Si avvicina anche Manieri che va alla conclusione. Palla che si spegne sul fondo. Arrivano dei cambi nell'Audace Verona. Dentro Melissa Barban al posto della sorella Natasha. Santi sbaglia controllo con lo stop, la carica di Mister Rossi. Coppari rinizia da dietro. De Sousa per Borges. Palla sulla sinistra, altro tiro da parte numero 10 Jessica Manieri, altro tiro fuori. Tanto manda a scaldare Mister Rossi Federica Ficeto. Maretti, tocca per Santi. Palla di ritorno. Alza il pallone Maretti verso Barban. Di testa Borges. Con Manieri, dribbling non riuscito su Maretti. Blocca senza problemi Verdù. Si appoggia su Barban. Maretti prova a passare, De Sousa raccoglie, va subito ad andare dalle parti di Borges. Kick-off ancora in possesso palla. Coppari, De Sousa, Manieri, palla sulla sinistra. Coppari non affonda, va da Borges. Entrata con il numero 22, perdona,
Jennifer Baldassarri. Recupero palla dell'Audace Verona con il tiro deviato di Evelyn Tosetto. Kickoff che soffre in questa parte di match. Rimessa laterale affidata a Tosetto. Maretti con il tiro deviato da Manieri. Occhio al pressing di Coppari direttamente su Verdù. Lancio lungo e pallone riconsegnato alla kickoff che inizia da Pepe. Baldassari, Bovo, palla velocemente la kickoff, il dribbling di Bovo che non riesce a tenere il pallone in campo. Fallo laterale per l'Audace Verona, con il fallo affidato a Santi, con la rimessa affidata a Santi. Gioco che riprende, sbaglia tutto qui Maretti e riconsegna il pallone agli avversari. Bobo scambia con Coppari, poi si mette davanti col fisico, pressing le due giocatrici, riesce a uscire comunque la kickoff, riceve nuovamente Bovo, da uno sguardo a sinistra, Baldassari doveva calciare prima, non lo fa, tocco per Coppari, ci prova da fuori Manieri. Riparte dalla propria area di rigore Audace Verona quando mancano 14 minuti, poco meno, alla fine del primo tempo. Barban col tacco prova ad andare via, ultima a toccare Baldassari. Barban rischia sul pressing di Manieri, perde palla l'Audace Verona nella propria metà campo, la carica dell'allenatore della squadra ospite. Coppari, tocco di ritorno, poi pallone era invitante da parte di Bovo, qui forse troppo frettolosa la ripartenza dell'Audace Verona che riconsegna il pallone alla kickoff, ci prova da lontanissimo Baldassari, conclusione facilmente parata da Verdù. Anche qui manovra troppo affrettata, il pallone perso. Intanto c'è un cambio nella kickoff, torna in campo De Sosa. Baldassari, c'è un fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione per la kickoff. Baldassari, tocco corto all'indietro, Manieri allarga sulla sinistra, Bobo non va via in dribbling, buona la chiusura da parte di Tosetto, ma l'arbitro segnala la rimessa per la kickoff. Manieri col tacco per De Sosa che pensa al tiro, lo effettua. Verdù gli dice di no, il pallone rimane in campo, stavolta gioca corto Verdù, rischia il dribbling nella propria difesa. Tosetto, riesce a uscire l'Audace Verona, la corsa di Barban sulla sinistra, palla dentro, esce in presa bassa Pepe, occhio perché è scoperta l'Audace Verona. Bovo, Manieri, ancora Bovo, non pensa al tiro, va da De Sosa, cross sul secondo palo, dove arriva col mancino Jennifer Baldassari. È 1-0 per la kickoff a 12:25 dalla fine. Si sbloccano i conti. A San Donato passa in vantaggio la kickoff. Dopo un'azione costruita con calma, si sbloccano i conti. Costretto ad inseguire adesso l'Audace Verona con il pallone gestito in difesa Santi. Pressing di De Sosa su Ficeto, viene incontro Barban che subisce fallo da Borges. Calcio di punizione a favore della squadra ospite. Barban sul punto di battuta, dietro pronta a ricevere Tosetto, a sinistra c'è Santi,
Tocco corto all'indietro verso Tosetto, si abbassa adesso Santi a ricevere, su di lei Maniero, alza il pressing, la kick off, si gioca dentro l'area di rigore di Verdu e alla fine la squadra di casa conquista un corner prezioso per tornare dentro l'area di rigore dell'Audace Verona. De Sosa pensa al tiro, botta forte sul primo palo di Verdu, tiro fuori di poco, vicino al gol del 2-0 la kick-off. Barban, pallone perso solo per un attimo, poi irrompe Manieri, recupera De Sosa. Ritmi altissimi questi 9 minuti, poco meno dall'inizio del match. Barban sbaglia tutto e consegna a Borges il possesso, non affonda qui. Giocatrice numero 12 preferisce la gestione, guidata chiaramente dal proprio allenatore. Palla di Manieri per Baldassarri, controllo molto difficile, rimessa laterale a favore dell'Audace Verona con i cambi effettuati dall'allenatore Andrea Rossi. Ingresso in campo, torna in campo Greta Maretti, si piazza a destra, occhio a Barban in profondità, prova a tenere il pallone in campo, adesso sono in campo entrambe le sorelle Natascia e Melissa. Coppari, Baldassarri, Coppari, l'1-2 con Borges, non si chiude perché sbaglia il pallone di ritorno Borges, rimessa laterale a favore dell'Audace Verona quando mancano 11 minuti alla fine della prima frazione di gioco. De Sosa recupera, si allarga Coppari, De Sosa si mette in proprio, va a calciare, trova la deviazione, rimane in attacco la kick-off. Borges, palla di ritorno per De Sosa, si allarga Baldassarri, riceve adesso 22 che passa, c'è un tocco, rimessa laterale a favore della kick-off, anzi no, secondo l'arbitro, a favore dell'arbitro, a favore, pardon, dell'Audace Verona. L'arbitro ha cambiato decisione, l'ultimo tocco sembrava quello di Barban. Palla invitante di Barban per il numero 21 dell'Audace Verona, Maretti, che conclude ma riparte la kick-off. Possesso perso, Evelyn Tosetto, il tocco per Barban, duettano le due sorelle, avanza Barban che serve sua sorella sulla destra, Natascia che trova la deviazione di De Sosa, calcio d'angolo per l'Audace Verona che non perde tempo, conclusione da fuori tentata da Evelyn Tosetto, recupera la kick-off che rinizia da Baldassarri, tocco centrale per De Sosa, gestione del pallone la squadra di casa. Borges alza il pallone, Tosetto la fa sfilare, raccoglie Verdu dentro la propria area di rigore. Tosetto si stacca Barban, dall'altra parte Natascia pronta a ricevere, De Sosa però recupera, serve Baldassarri, spalla alla porta, prova a difendere, tiene il pallone in campo, fa tutto molto bene, poi serve Borges che allarga per Coppari, Coppari, tiro deviato, calcio d'angolo per la kick-off. Arrivano i primi cambi, la squadra di casa, torna in campo Jessica Manieri, si dirige verso l'area di rigore di Verdu. C'è Coppari dal limite, c'è Bovo, Manieri sciata senza marcatura, riceve proprio lei, va a calciare con il mancino, conclusione alta. Primo time out della partita a 9 minuti e 28 secondi dalla fine del primo tempo. Il risultato dice 1-0 a segno Jennifer Baldassarri per la kick-off. Le indicazioni dei due allenatori questa seconda parte di frazione.
Buon primo tempo, fin qui è giocato a ritmi alti. Meglio la kick-off, la squadra ospite almeno nei primi 11 minuti di partita, anche se l'Audace Verona ha avuto un'occasione nitida con Barban. Arriva il fischio dell'arbitro. Si ritorna in campo dunque dopo il primo time out della partita. Si riparte dall'area di rigore di Verdù. Barban. Tocco all'indietro, forse c'è un fallo di Bovo, lascia giocare l'arbitro. Pressa altissima la kick-off, recupera Manieri, ce l'ha sul mancino. Spatta addosso a Tosetto, Manieri all'indietro verso Borges. Bovo raccoglie da Pepe. Bovo rischia di perdere il pallone sul pressing di Barban, si avvicina a Coppari, irrompe per il Tosetto, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Dunque rimessa affidata a Natasha Barban e tocca all'indietro. Tosetto. Prova a puntare Maretti che cerca Barban, palla troppo lunga. Kickoff riparte. Dal capitano Bovo, che sbaglia il tocco per Coppari. Fallo laterale per l'Audace Verona. Nella metà campo della kickoff si torna all'indietro. Palla verso Barban che non passa su Bovo, che si mette davanti col fisico e subisce fallo. Gran lavoro qui parte della giocatrice della kickoff. Coppari. Basso il baricentro dell'Audace Verona. Qui Bovo con il controllo a seguire, serve dall'altra parte Borges. Coppari prova a calciare, troppo tardi arriva il tiro della kickoff che rimane in attacco. Coppari, deviazione, calcio d'angolo a favore della kickoff. Sul secondo palo al volo ci prova, senza però successo Jessica Manieri, che si spegne sul fondo, anzi lateralmente. Barban tocca all'indietro. Ancora Barban, prova a puntare Copetti. Maretti all'indietro verso Santi. Tosetto prova a passare, la rimessa è a favore della kickoff. Bovo. Manieri se la sposta sul mancino, c'è fallo secondo l'arbitro. La giocatrice numero 10 della kickoff Manieri. Le proteste dell'allenatore dell'Audace Verona Rossi dalle parti dell'arbitro Antonella Manca. Il gioco riprende. 7:34 alla fine, sempre 1-0 per la kickoff. Decide Baldassarri, Coppari all'indietro, una finta di Borges su Evelyn Tosetto, poi Pepe tocca ancora verso Borges, in profondità Bovo, tunnel di Bovo, poi destro alto. Altra occasione per la kickoff che quando riparte mette sempre in grande difficoltà. Audace Verona, ingresso in campo per la prima volta oggi per Chiara Persiano. Un gioco che riprende all'area di rigore di Verdù. Persiano, tocco sulla destra, Barban riceve azione di Coppari,
messa laterale sull'out di sinistra per l'Audace Verona. Maretti, Persiano, palla velocemente la squadra ospite, Coppari tocca solamente, la palla arriva dalle parti di Greta Maretti, che avanza, non sfonda centralmente, preferisce toccare sulla destra dove c'è Barban. Santi, l'1-2 non si chiude perché c'è Coppari che legge le intenzioni prima. Occhio a Bobo, l'1 contro 1, Bobo di punta, gran parata da parte di Verdu, calcio d'angolo per la kick-off di Russo. A 6:44 dalla fine. Dalla lunetta ci va la giocatrice numero 10 della kickoff. Manieri riceve ancora da De Sousa, ancora Manieri, tiro addosso a Santi e rimessa laterale sempre per la kickoff in zona offensiva. De Sousa cerca spazio per calciare, si mette in proprio, la palla arriva, Manieri che calcia addosso a De Sousa che si fa male alla mano. Male alla mano De Sousa, colpita da Manieri. Entra in campo staff medico della kick-off che va a verificare le condizioni di De Sousa. Arriva anche del ghiaccio spray. La giocatrice della kick-off colpita da una compagna in maniera completamente involontaria. Tanta preoccupazione anche per l'allenatore russo dopo questo colpo alla mano di De Sousa. Adesso il gioco può riprendere. L'ingresso in campo di Baldassarri che sta decidendo la partita fin qui al posto proprio di De Sousa. Persiano sulla destra, Barban chiusa da Coppari, rimessa laterale a favore della kick-off. Bobo, Manieri, Baldassarri, Manieri va sulla sinistra dove c'è Coppari, ce l'ha sul destro, poi il tocco per Bobo, spazio per calciare, preferisce servire una compagna, irrompe Baldassarri, Baldassarri finta, Baldassarri, esce Verdu, copre lo specchio ma siamo già dall'altra parte, tunnel di Maretti su Coppari, chiude in fallo laterale a Bovo. Ritmi altissimi a 6 minuti, poco meno dalla fine. Persiano colpisce Maretti, occhio al pressing su Baldassarri, blocca Pepe, riparte sulla corsia di Coppari, legge la traiettoria del Persiano, rimessa a favore della kick-off, mentre prepara i cambi mister Rossi alle prese con indicazioni a 3 giocatrici. Bovo, punta Bovo che passa sulla sinistra, altra chiusura fondamentale di Verdu. Manieri, Baldassarri col mancino, calcia alto sopra la traversa di Verdu, altra occasione per la kick-off. Sta giocando fin qui un primo tempo molto positivo, tante le occasioni la squadra di Russo fin qui. Punteggio però ancora di 1-0. L'Audace Verona si è reso pericoloso solamente con Barban, ancora Barban, è 1-1 a 5 minuti e 11 secondi dalla fine, pareggia l'Audace Verona alla seconda occasione della partita con Natasha Barban. Time out, il secondo della partita. Le indicazioni da parte del mister Russo alle sue giocatrici. Incassato il pareggio dopo
Primo tempo ben giocato, super prestazione da parte di Verdu, protagonista di un paio di interventi decisivi per mantenere il risultato di 1-0. Si può ritornare in campo dunque a 5 minuti e 11 secondi dalla fine, 1-1, si riparte da centrocampo. Un possesso palla per la kick-off dopo il gol di Barban, che ha battuto con una conclusione in diagonale Marianna Pepe. Sul punto di battuta Manieri che tocca verso Borges. Ora fuori De Sousa per la kick-off. Borges, Coppari, Baldassarri, Manieri, tira palla velocemente la squadra di Russo col pressing dell'Audace Verona. Esce da sinistra la kick-off Baldassarri con la suola, il pallone esce. L'ultima a toccare lei, secondo l'arbitro, rimessa laterale a favore dell'Audace Verona. Baldassarri recupera e calcia. Verdu, gran parata. La giocatrice in maglia numero 1 dell'Audace Verona. Manieri si fa vedere, pronta ad andare col mancino, viene chiusa da un ottimo intervento di Maretti. Altra opportunità per la kick-off, ci riprova da lontano. Questa volta Jessica Manieri calcia ancora alto. Tanta imprecisione nella kick-off, nelle conclusioni, specialmente dalla distanza. Riparte adesso l'Audace Verona, si butta dentro Persiano, si fa vedere Barban. Borges recupera con l'aiuto di Coppari, ancora Borges, dribbling su Evelyn Tosetto, gli tocca solamente il pallone, si rinizia dalle parti di Pepe. Borges col destro, serve Coppari. C'è Baldassarri a destra, Coppari non la serve, recupero palla da parte di Maretti, irrompe Barban, anzi Tosetto che cade a terra. Arriva il fischio dell'arbitro, un fallo fischiato a favore dell'Audace Verona. Ad avere la peggio è Manieri, che lascia il posto a De Sousa, che si è ripresa dopo la botta presa alla mano poco fa. Calcio di punizione dunque per l'Audace Verona. Maretti sul punto di battuta, tocco all'indietro per 77 Tosetto, che pallone per Barban, troppo lungo, messa affidata a Marianna Pepe. Baldassarri, Coppari si fa vedere, 1-2 che non si chiude, palla di ritorno troppo lunga per Baldassarri. Sbaglia qui Tosetto in fase di costruzione, ne consegna la kick-off, il possesso palla a 3 minuti e 28 dalla fine. Baldassarri anticipata da Barban, che prova a mettersi in proprio, riesce a servire dentro. Maretti a 2 passi, Pepe para, occasione per l'Audace Verona. La kick-off si ferma, vorrebbe un fallo, non fischia l'arbitro. Maretti rompe Baldassarri che avanza, vince un tap-in. Baldassarri cade a terra, tutto regolare secondo l'arbitro, squadre lunghissime. Maretti, Barban a destra, Maretti calcia e si mette in proprio, qui poteva servire la compagna sulla destra. Intanto l'arbitro va a richiamare l'allenatore dell'Audace Verona per le eccessive proteste, a richiamare dunque Rossi. Ingresso per Santi, fuori Barban,
rimessa laterale offensiva per l'Audace Verona a 3 minuti precisi dalla fine. Maretti, Barban prova a passare in dribbling, l'ultima a toccare Coppari, palla dentro verso Pepe, blocca senza problemi. De Sousa avanza, prova ad andare in dribbling, Tosetto gli passa davanti, Verdio fuori dalla porta, Borges, Baldassarri, spalla alla porta, riceve Borges, palla di ritorno per Coppari, esce Verdù, grande intervento, l'ennesimo, numero 1 nell'Audace Verona. Borges l'1-2 con Coppari, chiude la difesa dell'Audace, occhio perché riparte Maretti, arriva Tosetto che pensa al tiro deviato da Coppari, rimessa laterale offensiva per l'Audace Verona. Tosetto, Barban già sul destro, vuole il tiro da fuori in diagonale, non c'è deviazione, rinvio dal fondo affidato a Marianna Pepe. Bobo porta palla, De Sousa scambia con Coppari, poi il pallone verso Borges, Bobo in verticale, va da Coppari, controllo complicato, messa laterale dato a Barban, Santi, spalleggiata, cade a terra, si rialza, l'ultima a toccare lei, Bobo sulla sinistra, riceve Borges, arriva Bobo nuovamente, questa volta la rimessa è a favore dell'Audace Verona. Un minuto e 46 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 tra Kick-Off e Audace Verona. Palla per Ficeto che si strattona con Borges. De Sousa, palla di ritorno per Borges, Coppari prova ad andare sulla sua corsia, arriva la segnalazione da parte dell'arbitro per un fallo visto in precedenza in mezzo al campo. Si incarica della battuta Coppari, avanza la kick-off, Coppari, rincorsa lunga, va direttamente verso la porta di Verdi, una deviazione facilita l'arrivo di Borges e poi conclusione di Bovo viene deviata, riparte velocissima l'Audace Verona con Barban, calcia male, si riparte dall'area di rigore di Marianna Pepe. Bobo chiusa a Barban, ancora Bobo, palla sbagliata di De Sousa, chiede calma alla panchina dell'Audace Verona. Tosetto, Barban serve la sorella, l'1-2 si chiude, Barban calcia largo alla sinistra di Marianna Pepe, sta facendo fatica adesso la kick-off da diversi minuti, quando arriva un altro cambio torna nei 5 titolari Creta Maretti, figura di Tosetto, altra iniziativa stroncata. De Sousa, Borges, avanza De Sousa, chiusa, un ottimo intervento di Barban.
Borges lascia direttamente a De Sousa, riceve la numero 12 che poi prova a mettere dentro per Bobo, prova a ripartire l'audace, ma c'è l'ottima chiusura di De Sousa, 33 secondi alla fine del primo tempo. Lancio lungo di Maretti, De Sousa controlla, avanza, viene spinta da Barban, ma arriva con qualche istante di ritardo il fischio del direttore di gara, la direttrice di gara anzi, mentre si attende qualche istante prima della battuta. Quinto fallo questo dell'Audace Verona, deve fare molta attenzione. Baldassarri con il mancino va dalle parti di Verdu, rischia l'Audace, riparte male qui la squadra ospite, possesso palla per la kick-off. De Sousa, Coppari, controllo orientato, avanza Coppari che si porta il pallone fuori, 11 secondi alla fine del primo tempo. Lancio lungo di Maretti, troppo lungo per Barban, rimessa dal fondo per Marianna Pepe. Lancio lungo, deve velocizzare la kick-off, palla verso Borges, Verdu, pallone esce, manca praticamente un secondo, arriva suono della sirena, finisce 1-1 il primo tempo a San Donato tra kick-off e Audace Verona. Segno per la kick-off la giocatrice numero 22 Jennifer Baldassarri, per l'Audace Verona invece Natasha Farpan. Finisce 1-1, rimanete collegati con noi per tutte le emozioni del secondo tempo.
Tutto pronto per il secondo tempo tra Kickoff e Audace Verona. Pallone in mezzo al campo, il primo possesso della ripresa è proprio per la squadra di Rossi. Dunque si rinizia dal punteggio di 1-1 maturato nei primi 20 minuti con subito il recupero della Kickoff. Il primo tiro arrivato dal piede sinistro di Manieri. Subito occasione per la Kickoff sul pallone perso da Barban. Nel primo tempo a segno giocatrice in maglia 26 Natascia Barban, e per la Kickoff invece Baldassarri. Recupero di Coppari, avanza la Kickoff, Coppari guarda la porta e calcia. C'è una deviazione, c'è il calcio d'angolo per la Kickoff, il primo di questo secondo tempo. De Sousa calcia addosso a Maretti e poi non trova un controllo felice. Rimessa laterale per la Kickoff già battuta da De Sousa. Borges, la palla velocemente la squadra di Russo, tocco all'indietro per Borges. Coppari allarga, prova a rimetterla dentro De Sousa alla ricerca proprio di Coppari, non viene trovata però. Numero 8, riparte l'Audace Verona. Barban alza il pallone qui e sbaglia. In fase di possesso squadra ospite con Tosetto. Recupera la Kickoff, De Sousa allarga sulla destra malissimo e consegna il pallone all'Audace Verona nella propria metà campo. Barban, Maretti, l'1 contro 1 con Borges, 1 contro 2 anche Manieri. Maretti contro Borges, prova a inventare Barban, la sponda, arriva Tosetto, Tosetto se la apparecchia col destro, palla deviata, poi Coppari allontana da ogni tipo di pericolo. Rimessa laterale a favore dell'Audace Verona, affidata a Maretti. Barban, Tosetto alza il pallone, il tacco di Barban, poi Maretti all'indietro, ancora Barban, tunnel ai danni di De Sousa, riesce a passare, poi Manieri tocca all'indietro verso Pepe. Kickoff si rifugia in fallo laterale in maniera veramente involontaria. Altra deviazione, questa volta di Coppari, palla direttamente sul fondo. Barban per Tosetti, costruzione sbagliata, tanti errori in questo inizio di ripresa. 17:38 sul cronometro, alla fine sempre 1-1 con la Kickoff che si presenta alla sfida reduce da 2 pareggi consecutivi tra Cagliari e Lazio. Tutto regolare, riparte l'Audace Verona. Barban in diagonale, aveva coperto bene all'angolo a destra Marianna Pepe. Brivido per la Kickoff, si rimane 1-1, pensa a delle soluzioni mister Russo in panchina. De Sousa lascia Manieri, poi tocco per De Sousa che avanza. Coppari, pallone in campo secondo l'arbitro. Verdù allontana e riconsegna il pallone all'avversarie. De Sousa, Coppari prova ad andare via in dribbling, l'ultima a toccare lei secondo l'arbitro, presenta 2 passi.
Maretti, palla in profondità per Barban, non ci arriva. Arianna Pepe esce in presa bassa, riparte la kick-off, buona la chiusura, il dribbling nello stretto da parte di Maretti, ne salta 2, salta ancora De Sosa, poi va a concludere, grande azione personale qui nella giocatrice numero 21 dell'Audace Verona. Barban prova a passare, porta a casa un fallo laterale già battuto. Tosetto prova ad andare via tendosi col fisico davanti a Manieri, però è brava a portare a casa un fallo laterale che permette alla kick-off di tornare in possesso palla. Baldassarri perde palla, Barban calcio alto sopra la traversa di Pepe. Un'altra occasione per l'Audace Verona, adesso sta rischiando parecchio la kick-off. Gioco fermo, 16 minuti e 10 secondi alla fine del match. Con l'Audace Verona, che vi ricordo non ha ancora vinto il campionato quest'anno. Pareggio e 5 sconfitte nelle prime 6. Borges, Coppari, palla centrale per Manieri, il pallone passa, Baldassarri perde l'equilibrio, la rimessa però la conquista. Baldassarri, tentativo dalla lunga distanza, deviato, altro fallo laterale per la kick-off, ancora Baldassarri col tacco verso Manieri, gioco che si sposta sulla destra, Borges non affonda ancora Manieri, vuole l'1-2, Coppari non riesce a servirla, Baldassarri pensa al tiro, poi allarga, Coppari, tocco per Borges, rete fitta di passaggi da kick-off che non trova spazi, Coppari serve un dribbling per rompere le linee, dribbling che non arriva, possesso che passa all'Audace Verona che qui si difende molto bene. Il gioco riparte alla difesa dell'Audace Verona, Maretti che riceve da destra, avanza Tosetto, ce l'ha sul destro, tiro deviato, calcio d'angolo per l'Audace Verona conquistato da Evelyn Tosetto. Corner a favore della squadra di Rossi. Un quarto d'ora di gioco dalla fine. Maretti calcia male, è alto, kick-off torna in possesso palla, è pronto a entrare Bovo al posto di Baldassarri, o meglio a rientrare. Borges, sponda sbagliata, Bovo arriva sul pallone e recupera su Tosetto che poi si mette davanti col fisico, avanza Tosetto, fallo da cartellino giallo e sanzione che arriva per il capitano Bovo, impedisce la ripartenza a Tosetto, fallo da cartellino, è giallo che ci sta francamente tutto. Dunque calcio di punizione per l'Audace Verona nella metà campo della kick-off. Barban con la rincorsa lunga. Arriva la battuta di Barban direttamente in porta, palla che non esce di molto alla sinistra di Pepe. Ha provato la conclusione, una posizione molto defilata qui. Borges, Bovo centralmente, gioca con la suola, ancora Bovo, posizione centrale, poi Manieri prova a girarsi, non riesce a scaricare il pallone, lo fa adesso andando da Borges, altro pallone in avanti, Coppari, palla per Borges, Verdu, poi Manieri, ancora Verdu, ancora Manieri sotto porta, arriva il gol della kick-off con Borges che porta in vantaggio la squadra di Russo, è 2-1 dopo 3 occasioni. La palla si deposita alle spalle di Verdu, un'autrice di un doppio intervento
Al quarto tentativo la squadra di Russo trova il gol del 2-1 con una giocatrice in maglia numero 12, Bruna Borges. Torna in vantaggio dunque la kick-off, pallone uscito, gestione rivedibile del pallone qui da parte dell'Audace Verona, rimessa laterale in mezzo al campo a favore della kick-off. Indicazioni dalla propria area tecnica di mister Russo con le sue giocatrici. Coppari riceve, poi scarica, Borges, palla verso De Sousa, poi Manieri sbaglia. Parte l'Audace Verona, Persiano qui pressata da Coppari che gli ruba palla, si accentra, poi allarga verso Manieri, palla di ritorno per Coppari. Manieri, duettano le due giocatrici, De Sousa col destro, para Verdu, attenta sul suo palo. Perde palla Manieri, prova ad avanzare Barban che cade per terra, ma è tutto regolare secondo l'arbitro. Già ripreso a giocare la kick-off a 13:48 dalla fine. Coppari. Palla per De Sousa con un po' di spazio per avanzare. De Sousa con la punta del destro prova ad andare in porta. Viene chiusa. Rimessa laterale a favore dell'Audace, a favore della kick-off, pardon. Anzi è angolo, dice l'arbitro. Verdù attira subito l'attenzione delle sue compagne. 1-2 e poi pallone che viene parato da Verdù. La combinazione nello stretto tra Borges e Manieri. Sarà corner per la seconda volta nel giro di pochi secondi, sempre per la squadra di Russo. Manieri dalla bandierina, arriva il cross per Borges, o meglio dalla lunetta. Colpo di testa della numero 12 che finisce alto sopra la traversa. Maretti. Punta De Sousa, non passa. Rimessa laterale per la kick-off. Coppari, l'1-2 non si chiude, c'è un ottimo intervento in copertura di Barban che poi sbaglia il tocco per Evelyn Tosetto. Rimessa laterale, stessa posizione quasi di prima. De Sousa tocca all'indietro. Borges. De Sousa riceve da Manieri, va in dribbling, tocca all'indietro, Borges. Coppari vorrebbe l'1-2, Manieri preferisce andare da De Sousa che è un po' più libera. Con l'esterno De Sousa, pronta a ricevere, calcia male. Occasione sfumata dunque per la kick-off a 12:46 dalla fine. Opportunità per il 3-1 sfumata. Il tiro fuori di De Sousa. Palla alla ricerca di Ficetto, c'è una deviazione e c'è anche il calcio d'angolo a favore dell'Audace Verona. Si avvicina Ficetto, si avvicina anche Tosetto, servita alla 77, gli rubano il pallone in due, De Sousa poi avanza e subisce fallo. Cartellino giallo per Evelyn Tosetto, ammonita dal direttore di gara. Si riparte dunque al lato destro del campo con il tocco di Coppari corto su Manieri. Pressing di Ficetto, gira palla alla kick-off che perde palla. Perde possesso. Rimessa sulla sinistra. Affidata a Federica Santi. Indicazioni di Russo a Baldassarri a due passi. L'uno contro uno di Maretti che se la sposta sul mancino. Va alla conclusione sul primo palo di Marianna Pepe. Tiro fuori.
Riparte la kickoff. Imbucata centrale. De Sousa con lo scavino. Poi rocambola addosso a Verdú. Si fa male qui De Sousa per la seconda volta in questa partita. Cartellino giallo per Verdú. Si rialza De Sousa. Scontro molto violento. Ed è un colpo De Sousa. Calcio di punizione per la kickoff. Posizione molto invitante per andare direttamente verso la porta di Verdú. Sul pallone Baldassarri e Coppari. Coppari tocca per Baldassarri. Palo a dire di no alla doppietta di Baldassarri. Che occasione a 11:50 dalla fine per il potenziale 3-1 della kick-off che non è arrivato. Barban riceve da destra, palla per Ficetto, poi gamba alta di Manieri, tutto regolare per l'arbitro. De Sousa una finta su Ficetto che la chiude. Messa laterale per la kickoff, Baldassarri. Palla per Coppari, controllo a seguire, fantastico, 1-2 che si chiude, Coppari. Non va a concludere, poi si fa male e rimane a terra. Giocatrice numero 77, Evelyn Tosetto, chiamato subito lo staff medico in campo dell'Audace Verona, che ha preso, con la 77, che ha preso un colpo da Coppari. Rimane ancora a terra Tosetto. Gioco fermo da diversi secondi. Viene chiamato in causa probabilmente un componente dell'ambulanza. Prima però si è avvicinato anche staff medico della kick-off per verificare le condizioni di Tosetto. Rimane a terra, abbastanza dolorante. Adesso i compagni aiutano a rialzarla, ma si è fatta male. Si è fatta male, arrivano anche i medici dell'ambulanza. Problemi per Tosetto in questo secondo tempo. Molto dolorante la giocatrice in maglia 77. Evelyn Tosetto. Chiamano subito l'attenzione di un medico dell'ambulanza. Le giocatrici della kick-off e anche quelle dell'Audace Verona problemi probabilmente al costato per lei. Entra la Barella in questo momento. Per andare subito a medicare Tosetto. Si è fatta male in uno scontro di gioco molto violento
il Lacrime Tosetto. Dunque caricata sulla barella Tosetto in attesa della ripresa del gioco. Chiaramente gli auguriamo una prontissima guarigione alla giocatrice dell'Audace Verona, che sta abbandonando il palazzetto qui a San Donato con l'aiuto dell'ambulanza. Abbandona il palazzetto tra gli applausi del pubblico presente una giocatrice dell'Audace Verona, Tosetto. Gli auguriamo una prontissima guarigione. Arriva un cambio tra le fila dell'Audace Verona. Posto di Tosetto, ingresso in campo per Santi. E il gioco riprende dopo diversi minuti. Fuori per Baldassarri che prova a calciare, la palla rimane buona per De Sousa che calcia, tiro deviato, corner per la kick-off che vuole chiudere il discorso. Al volo ci prova Coppari, calcia addosso a Barman. Baldassarri, il pallone passa, lascia sfilare. Arriva il primo time out del secondo tempo chiamato dall'allenatore Rossi dell'Audace Verona. Dunque piccola pausa a 11 minuti e 12 secondi dalla fine della partita. Anche Russo alle prese con le indicazioni alle sue giocatrici. Il punteggio dice 2-1. Dopo 9 minuti all'inizio della ripresa, poco più. Assegno per la kick-off Luna Borges. Questo secondo tempo, primo tempo, si è concluso 1-1 grazie ai gol di Baldassarri e Natasha Barban. Kickoff già in campo, attende la squadra di Rossi. Ingresso per Santi al posto di Tosetto, prima rimane con stesse 10 di poco fa in campo. Barban, palla per Ficeto, troppo lunga. Possesso palla che torna alla kick-off. Sono problemi con il cronometro, l'arbitro infatti ferma il gioco. Non era ripartito probabilmente il cronometro al momento del fischio di poco fa dell'arbitro. Adesso si può riprendere.
attacca De Sousa, il passa davanti Ficeto, parte sulla corsia di sinistra, Barban viene chiusa. Adesso in campo per Maretti, portiere volante, questo giro palla dell'Audace Verona. Barban tocca per la sorella, Vicero tocca all'indietro, stacca Maretti, occhio De Sousa che non calcia, viene chiusa da un ottimo intervento di Vicero. Altro pallone disponibile, Maretti non pensa al tiro, vede Vicero, controllo difficile, cross dentro, la blocca senza problemi Pepe, prova a calciare da lontanissimo. Intanto Baldassarri, ci sono problemi di crampi probabilmente per Barban. Dentro Bovo e Borges per la kick-off. Con una squadra di Russo che nel prossimo weekend, il 14, affronterà Tiki Taka Francavilla. Dieci minuti nello scadere la chiusura del match qui a San Donato. Si avvicina Manieri, l'ultima a toccare è Federica Ficeto. Palla verso Bovo che si coordina malissimo e calcia alto. Verdù rientrata tra i pali, palla per Santi, troppo lunga. Pallone recuperato, la sua collega di reparto avversaria Marianna Pepe. Bovo, Coppari allarga sulla destra, la riceve ancora Coppari, palla di ritorno, Borges, Bovo, l'1 contro 1, poi palla difficile per Manieri, molto potente. Audace Verona riparte da Verdù. Barban per Santi, istruzione sbagliata, l'ennesima di questo secondo tempo. Recupero per la kick-off con Borges che va in verticale verso Bovo, arriva Coppari con la suola, prova a costruire la kick-off. Borges, Bovo per Manieri, ancora Borges, tocco corto rischiosissimo, Barban irrompe, Manieri recupera, vede Coppari, sguarda la porta, Coppari para Verdù e mette in calcio d'angolo. Si incarica della battuta Borges, dentro Coppari, c'è anche Bovo, si stacca De Sousa, la palla arriva lì, calcia molto male qui De Sousa con l'esterno del destro in maniera scordinata. Verdù, Ficeto, tocco all'indietro, spalla alla porta, poi Barban, dribbling ben riuscito su Coppari, la palla passa, Santi esce, Marianna Pepe, buona l'azione dell'Audace Verona, cambio volante, ingresso per Maretti. Un'altra azione col portiere volante per l'Audace Verona. Palla per Maretti. Di ritorno Barban. Persiano riceve. Maretti. Indicazioni di Russo. Santi. Santi dentro. La parata poco precisa di Pepe. Irrompe Bovo che recupera. Non riesce ad allontanare. Persiano per Santi. Santi. Para Pepe che poi va a rilancio lungo nel tentativo di depositare in porta il portiere volante dell'Audace Verona. Tentativo sfumato, 8 minuti e 7 secondi alla fine.
sempre 2-1 per la Kickoff. Ficeto, controllo, poi Santi ce l'ha sul destro, serie di finte, aspettava il movimento di Maretti. Altro cambio dentro Verdù per la porta dell'Audace Verona, costruisce dalla propria difesa la Kickoff. De Sousa, Bobo prova ad andare da Coppari a sinistra, palla troppo lunga e altro cambio, nuovamente dentro Maretti. Subito servita di prima, muove il pallone l'Audace Verona e lo fa molto bene fino all'ultimo passaggio. Ci prova da fuori De Sousa, Barban di testa salva dalla propria porta il potenziale gol del 3-1. Coppari lateralmente mette giù, poi tocca all'indietro, De Sousa allarga sulla destra dove c'è Borges, palla verticale, Bobo spalla la porta, Bobo nasconde il pallone, glielo strappano in due e ancora Bobo messa dal fondo, affidato a Verdù. Palla lunga, Borges di testa, riesce a trovare Bobo, squadre molto lunghe. Bobo pensa al dribbling, ne ha due addosso, non riesce a passare perché c'è l'ottima chiusura di Persiano. Passa De Sousa, non trova poi il pallone, commette anche fallo, lascia giocare l'arbitro. Persiano torna da Barban Santi. Ficeto, Persiano, palla messa dentro da Barban, cerca di Ficeto, allontana con un rinvio Pepe che va vicinissima al gol del 3-1 con il rinvio direttamente dalla propria area di rigore. Maretti con le mani verso Ficeto, manovra affrettata dell'Audace Verona, il pallone che si spegne sull'out di destra della Kickoff. Borges per Coppari, scambiano le due giocatrici di Russo, poi De Sousa. Bovo chiama il movimento a Coppari, perde palla in una brutta zona di campo, messa laterale per la Kickoff dentro Manieri, proprio per il capitano Bovo. Barban va da Ficeto, Maretti, palla di ritorno per Persiano, Maretti ora allarga sulla sinistra, Barban va da Ficeto, va da Maretti ancora, 6 di Audace Verona, Maretti non va alla conclusione, adesso sì, tiro in diagonale che finisce direttamente fuori. E la Kickoff riparte da Borges, autrice del gol del 2-1. che sta decidendo la partita a 5 minuti e 31 secondi dalla fine. De Sousa, palla in verticale per Coppari, molto complicata, rimessa per l'Audace Verona che reinserisce Maretti come portiere volante. Borges recupera, la porta è scoperta, Manieri serve Borges, Borges per Coppari, dribbling di Coppari, Coppari il salvataggio in un primo momento di Barban e poi sotto porta arriva ancora Borges, doppietta. E 3-1 per la Kickoff, doppietta di Borges in questo secondo tempo, decisiva con 2 gol, il 3-1 della Kickoff. Adesso sono 2 gol di distanza a 5 minuti e 14 secondi dalla fine. Nel tentativo di costruire col portiere volante ha subito il gol del 3-1
Audace Verona chiaramente adesso deve scoprirsi alla ricerca del gol del 3-2 che potrebbe rimettere in piedi il discorso qui a San Donato. Maretti, a destra Santi, servita adesso Santi, l'1 contro 1, non va, tiro da fuori di Barban, alto. E chiaramente adesso non ha fretta di affondare la kick-off che gestisce con qualità il possesso fino all'ultimo tocco sbagliato di Manieri che mette in fallo laterale senza trovare De Sousa. Palla persa da Persiano, porta scoperta, ci prova De Sousa dalla propria metà campo, mentre Russo invita le proprie giocatrici ad alzare con il baricentro, a marcare sui singoli. Occhio al lancio in avanti alla ricerca di Fabiola Failla, recupera la kick-off. Borges, pressata da Failla, va da Manieri, rimessa laterale offensiva per la squadra di Rossi, e chiaramente ci crede. 4 minuti e 8 secondi alla fine. Barban, Maretti, Persiano torna da Maretti, ancora col portiere volante l'Audace Verona. Barban, Maretti, Barban, destro di Barban, deviato da De Sousa, rimessa laterale per l'Audace Verona. Ora Barban ci prova, pallone controllato da Copetti che poi con la punta va in porta e va vicinissima al gol del 4-1 che probabilmente avrebbe chiuso il discorso. Borges prova a piazzarla, attenta Verdù che rientra in porta e para. Barban sbaglia. Il tentativo di servire Persiano, rimessa laterale per la kick-off. De Sousa col tacco. C'è spazio anche per il tacco di De Sousa a 3:28 dalla fine. Altro tiro fuori di pochissimo. Barban e della sorella Natascia la serve, 1-2 che non si chiude, pallone di ritorno nella 26 sbagliato, blocca Pepe dopo che porta il pallone dentro la propria area di rigore. Borges, Manieri a terra, De Sousa che si rialza. Incontro Coppari, perde palla a kick-off ma conquista. Fallo laterale. Il gioco riprende. De Sousa. Coppari. Fa vedere Borges. Palla di ritorno per De Sousa. Riceve ancora Borges. Scambiano le due giocatrici della kick-off. Poi Manieri. Vorrebbe il pallone sulla corsa. Il pallone si spegne lateralmente, rimessa a favore della kick-off. Coppari, Borges, contro Coppari, pressata da Failla, perde il pallone, poi Barban. Coppari recupera ancora, si mette davanti col fisico. Imbucata di Manieri per Borges, geniale, poi De Sousa. Grande azione sfumata dalla squadra di Russo. 2 minuti e 19 secondi separano dalla vittoria a kick-off. A quella che sarebbe la quarta vittoria stagionale. Borges. De Sousa. Pallone a metà strada. Coppari non si fida.
Faila conquista un fallo laterale. Audace Verona prova a ripartire sulla stessa corsia, allontana la kick-off nel tentativo di far passare secondi preziosi. Persiano. Maretti avanza, dribbling, Maretti col destro, para. Pepe che mette in calcio d'angolo e mantiene una distanza di 2 gol. Fondamentale la parata di Pepe. Chiama il pallone sul secondo palo Barban. Preferita Maretti, botta da fuori, fortissima. Fuori però. Dentro Baldassarri al posto di De Souza nella kick-off. 1 minuto e 30 secondi alla fine. Borges. Barban sulla traiettoria del pallone. Messa laterale, subito battuta da Baldassarri. Compare all'indietro. Borges a memoria, va da Baldassarri, controllo col mancino, con la suola, poi torna all'indietro. Borges. Coppari. Baldassarri. Controllo e gioco verso Coppari. Gira palla, mantiene il possesso, 1 minuto dalla fine a partire da adesso. La kick-off, l'ultima a toccare qui è Barban. Anzi no, secondo arbitro di linea, l'ultimo tocco è stato proprio di Borges. Rimessa laterale a favore dell'Audace Verona. Recupero di Borges. Persiano trova palla, poi la riconsegna. La kick-off, sbaglia Manieri. Che intervento di Coppare a evitare la ripartenza dell'Audace Verona. 45 secondi separano la kick-off da quella che sarebbe la 4ª vittoria in campionato. Coppari chiude sbattendo addosso a Borges. Persiano all'indietro. Verdù. Alla lunga, Borges di testa. Persiano. Baldassarri interviene in chiusura. Persiano sbaglia, riconsegna Manieri, rompe ancora. Persiano, sombrero di Borges, qualità altissima della kick-off, azione stupenda, non finalizzata. Errore sotto porta parte di Baldassarri, vicino alla doppietta personale anche la giocatrice maglia 22. 20 secondi alla fine, ma il gioco viene fermato dall'arbitro solo momentaneamente. Persiano allarga sulla destra. Barban viene incontro Maretti, 1-2 non si chiude perché c'è l'ottimo intervento di Manieri. Baldassarri protegge, scarica per Borges. Arriva la sirena, finisce 3-1 tra kick-off e Audace Verona. Vince la squadra di Russo che conquista la 4ª vittoria in campionato, salendo così a quota 14 punti. Questa è la 7ª partita invece in questa stagione persa dall'Audace Verona, che rimane ultima a 1 punto e senza vittoria ancora in questa stagione. Grazie da parte di Riccardo Morelli per averci seguito. Kick-off 3, Audace Verona 1. È tutto da San Donato.